Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziana, siamo su Football Manager 2018, raga, con tutto sto mercato, con questo inizio di stagione voglio cominciare una nuova stagione e cercherò in tutti i modi di farla veloce per fare più stagioni e vedere più squadre. Adesso ho deciso di partire in Germania, visto che era un bel po' che non vanno in Germania, con il Bayer Leverkusen contro la squadra delle con la squadra delle aspirine e soprattutto del mio super pupillo che ormai da qualche anno che seguo, Leon Bailey. Allora, il belga giamaicano. Allora ragazzi, non ho né bonus né niente, quindi devo farcela con le mie forze, però farò parecchie cessioni, quindi voglio un po' rivoluzionare la squadra, so che è rischioso, ma ci voglio provare, anche perché se abbiamo un budget di 18 milioni, noi possiamo da 18 milioni, è un budget di ingaggi di 84, non siamo messi male, però vi dico già che tra le cessioni ci sarà sicuramente Kevin Volland, anche se è un bel giocatore lo voglio vendere, comunque una ventina di milioni me li porto a casa. Anche Karim Belarabi, anche se non è scarso, penso che lo venderò. E, e penso anche Charles Aranguiz, che anche questo è un bel giocatore, però ripeto, voglio fare una squadra, voglio cambiarla, non dico completamente, però a parte che qua va ben tanto, prima cosa, altro mio pupillo, Julian Brand, assolutamente, tac, subito. Però è sinistro lui. Lui è sinistro, infatti. Ok, quindi mettiamo Bailey. Bailey può fare le due fasi. Beh sì, dai, dopo vediamo in caso lo miglioriamo con l'allenamento. Allora ragazzi, le cessioni me le faccio tranquillo io perché è un rottura di palle. Poi non appena finisco le cessioni ho il budget giusto. Come si dice, facciamo in tempo reale il mercato, così lo vediamo insieme. Ok raga? Raga, ho fatto le Vai! cessioni, ho messo su un bel gruzzoletto, un tesoretto importante, perché insomma sono riuscito a ricavare 36 milioni di euro, più i soldi che mi hanno dato perché ho scelto della qualificazione in Champions League, quindi dai, è un bilancio di banca incredibile. Ingaggi lo stesso buono, me ne sono tolti di pesanti, più 72 milioni, insomma possiamo fare un buon mercato, che era questo Football Manager, 72 milioni equivalgono a 10 milioni di una volta. Comunque ho venduto, aspetta un attimo. Beh, comunque, come mi sono scritto, è venuto a Frey per 2 milioni all'Arminia Bielefeld, Jurchenko al Fortuna Düsseldorf per 1,5, 1 milione Klebing all'Hertha Berlino, che sono un po' incazzati, ma va bene, 24,5 Kevin Volland al Liverpool e 7 milioni il finlandese Pojan Palo, che non so la pronuncia, scusate, al Borussia Dortmund. Allora, raga, qua non trovo dove è lo storico dei trasferimenti, non capisco perché, vabbè. Comunque, raga, ho bisogno di un po' di roba, perché la squadra non è male, però ho bisogno almeno di un'altra alla destra e sinistra di riserva, cioè deve farmi tutti e due i ruoli come Bellarabi, sia alla sinistra che alla destra. Poi ho bisogno di addirittura due terzini, perché non ho niente, qua ragazzi non ho nessun terzino di riserva, quindi almeno due terzini di riserva. Mediani, no, due di riserva, non lo so, forse no, un centrocampista centrale e un attaccante, quindi raga speriamo di farcela, che non abbiamo un budget tanto alto. Io direi di cominciare con il primo giocatore. Ragazzi, so che ho due giocatori comunque giovani, ma questo è un mio pallino da 2 anni e mezzo e questo deve arrivare, so che fa bene, l'ho sempre comprato. Per quello che devo fare io va benissimo, quindi mercato in tempo reale. Vediamo se riusciamo a fare tanti acquisti a rate, speriamo. Lui vale 9,7. Ecco, mettiamo così, magari vediamo così cosa mi dice l'Ajax. Porca miseria. Qua vogliono soldini, vogliono subito. Proviamo così, percentuale sul prossimo guadagno 50%. Qua l'è già dura, capite perché 70 milioni non sono niente, per questo 29 milioni, proviamo 29 milioni, 15 subito, 14 a rate. Non mollano. 34 milioni non sono pochi. Accettabile, 34 milioni di cui però 18 a rate. Ragazzi, bisogna farlo.
per Dolber, questo è altro. Poi come mediano barra centrocampista centrale, altro mio pupillo da parecchi anni. Vi consiglio un giocatore che vi consiglio è Berg, del Berg, se non la pronuncia non me la ricordo, del Genk, centrocampista veramente una bestia. Anche un centrale in realtà avrei bisogno. Alejandro They Don't Care. Anche lui non costa certo poco. Allora 7 milioni e mezzo subito. Anche questo giocatore di sicuro affidamento, un giovane veramente forte. Purtroppo Tielemans che segue da più anni è già al Monaco, quindi lui vale 14. Proviamo 17,5. Ne mettiamo 50%, non lo vendo, al massimo lo venderà quando vado via perché vorrei fare più stagioni in più squadre, devo farcela. 7 milioni. Proponi. Sì, è giusta, ok. In caso sono problemi venderò qualcun altro anche chiaramente. Beh, allora, volevo vedere Harry Maguire, ma è impossibile. Vediamo altro mio pupillo da qualche anno. Gray dell'Eister. Sarebbe perfetto perché fa due ruoli, ma la vedo alquanto dura. Potremmo fare 10 subito. Solo che se non vado in Champions però si fallisce subito. Sì, 202 milioni, ma te cagare. T'affanculo. Saccheggiamo un po' l'Ajax. Saccheggiamo l'Ajax. Allora. Non vale neanche tanto, non vale. 43 milioni, fiori. Mi fai due ruoli? Beh, sì, diciamo forse non proprio perfetti. Aspetta, fai un'offerta. Sono pronti ad accettare, però ragazzi, vedo duretta, eh. Cioè non ho anche i terzini da prendere. Ok, Casperino Dolberg, e questo è il primo colpaccio. Limite consigliato, quanto prende nell'altra parte? Beh, insomma, dai, cioè, nel senso, io gli darei 2,4, bonus alla firma 500.000, commissione per l'agente 500.000, 3,5, 1,6, premio gol, rescissione 86 milioni, aumentare stipendio, 3,5, io proverei 3 milioni, 2,4, ok. Perfetto. E Casper Dolber è il primo obiettivo. They don't care. Quanto prende di qua? 800. Visto che c'è anche il Benfica, facciamo così. Gli alziamo la commissione per la gente. Adesso la Champions League vuole un po' di soldi. Aumento annuale di stipendio sempre. Di questo giocatore che ho bisogno assolutamente. Quindi glielo proponiamo. Ok, sappiamo che insomma anche Kluivert viene. Qualificazione Champions, vincere la Coppa. Questo vuole anche poco, sinceramente. Perfetto. 3 colpi. In casa Leverkusen, siamo una squadra giovane. Però due terzini, non posso giocare questi terzini, o li peschiamo magari dalla squadra B, non lo so perché, cioè, veramente questa squadra non. Rallenamento. Adesso ci stiamo, come si dice, ho preso 2 o 3 preparatori anche. Forma fisica, tattica, poi facciamo un'altra tattica e affiatamento squadra. La forma fisica, le amichevoli ero sempre in vacanze, ragazzi, cioè non ce la mette me ne fotte. Vediamo un attimo, under 19. Cioè non ho
No, no, terzini. Cioè, bene. Perché proprio il punto debole sono i terzini. Nuova ricerca, nuova ricerca. Allora, posizione. Allora, interessati, mettiamo interessati, non voglio spendere. Beh, ecco, Lukaku è uno che me lo prenderei volentieri come riserva. Che con lo Tirchio non è facile, però. Sì, però così giustamente mi manda anche a cagare. 3, 5, 6 e 5. Vabbè. Ok. Sì, non voglio spendere tanto per questi. A modificare i cerchi. Terzino destro. Certo, ho rivoluzionato un po' la squadra perché ne ho venuti parecchi. A destra. Tanto comunque i titolari non mi dispiace. Quest'anno devo arrivare, basta arrivare in Champions, quindi non ho troppe pretese. Ma a destra veramente non c'è una minchias. Mamma mia. Che schifus. Mm. Cioè, ma facciamo sul serio? Vabbè, ragazzi, perché devo prendere una riserva? Per essere una riserva, insomma, decente, cioè non proprio una merda da rinchiudere. Mamma mia. Bene, ci siamo messi bene. Non interessati, vabbè, ci sono i fenomeni. Andreas Beck, questo sembra stato un buon giocatore, vediamo, 30 anni, però perché come riserva ci può anche stare, però è difficile che lo Stoccarda me lo possa vendere, vediamo. 6 milioni, no, calma. 4 milioni. Un giocatore che secondo me sta in panchina non rompe i maroni. Non sono pochi soldi, però io non che sia un Casus. Qua cominciamo a salire di. Ah, questo è quello. No, non questo. Quello che ha preso il Napoli. Vediamo. Questo non è un giocatore che conosco tantissimo, perché non posso conoscerli tutti. Ok, tanto che se ne frega. Vuole un po' di più perché è giovane. 5 milioni 7. Ma vediamo se dopo lui vuole venire. Purtroppo lotta per il Bundesliga, ok. Anche Beck non vuole venire, ciao. E neanche lui. Porca troia. Mi manca un terzino destro. Ok, 33 milioni, questa è una cifra non bassa, ragazzi. Però mi prendo un giocatore che questo ve lo assicuro che farà gol dalla prima giornata, se non dalla prima, dalla seconda. Ok. Primo colpo in casa, Leverkusen. Kasper Dolberg. Ok. Qualificazione per Champions League, premio presenza. Vediamo se riusciamo a abbassare un pochino. Ok. Jordan Lukaku, questo è una buona riserva. E anche Cliver 31 milioni, però ne diamo subito 18. Raga, bisogna fare la squadra di giovani adesso. Adesso proprio l'Anderlecht, speriamo di prendere anche De Donker.
Intanto l'Ajax è saccheggiato. Beh sì. Migliora tantissimo la squadra. Non intendo parlare. Non parlo di queste cose. L'unico limite è il cielo, c'è la grande amicizia con Justin. Perfetto. Anche il mercato sta procedendo abbastanza bene. Qua siamo un in seconda. Bundesliga medio e medio, sì. Ho 34 milioni, ho già scialacquato un po'. Ragazzi, ho perso con l'Anderlecht 2-1, ma va bene, la prima amichevole. Intanto arriva anche Lukaku. Perfetto. Stavo pensando a un terzino destro, intanto deve arrivare anche De Donker. Poi in realtà sì, sono attaccante due giovani, perché c'ho, come si dice, Alario e Dolber, però anche Alario è un bel giocatore, possiamo fare buone cose. Adesso sto cominciando già gli allenamenti, adesso ho preso un po' di allenatori dello staff che hanno belle capacità con i giovani, quindi mi saliranno i giocatori a sbrega, poi anch'io come allenatore sono fortissimo nella valorizzare i giovani, quindi mm, è una cosa diciamo che riesco a fare meglio. Ecco, già in un anno possono velocizzarsi di parecchio. Questi giocatori che chiaramente io prendo, cioè in realtà non li prendo da quest'anno, lo sapete, cioè se pensate a Cutrone che non voglio vantarmi, fare il figo, però insomma anche Cutrone l'ho preso quando non era nessuno, ecco il Venezia ha fatto strage. Ok, perfetto, anche De Donker arriva. Sapete che ogni anno i miei, diciamo che questi sono pupilli che ho già da più di un anno e mezzo, due. Vediamo Dolber secondo me quest'anno deve essere il suo anno all'Ajax, se no sono dolori, nel senso potrebbe essere diciamo non dico un buon giocatore e basta, però è chiaro che deve essere l'anno dell'esplosione definitiva. Allora, they don't care. Vediamo se può, certo che è un centrocampo poco tecnico, però volendo lo fa comunque. Volendo lo fa, solo che non è che sia lui un altro, diciamo, è una riserva nella mediana. Comunque, penso che dovrò fare un'altra cessione. Lukaku, they don't care. Lui tecnicamente a 15. Ok. Vediamo chi potrei vendere a sto punto mediano visto che ne ho 50. Vediamo. Questo vale 10 milioni. 10 milioni e 23 anni. Questo è giovane, che spara, potenziale incredibile. Bene. O Baumgartner o Cor. Questo c'è il più vecchiotto. 10 milioni me li faccio però. Anche Coric, vedi, il giocatore comunque ha preso la Roma, è preso già dal Cume anni e anni fa. Questo c'è più, sì, beh, a questo punto teniamo il giovane, marcatura 15, ok, la vendiamo. Baumgartner qua, offre da altre squadre. Ok, allora raga, andiamo su Ante Coric. Sono una squadra molto giovane ragazzi, ve lo dico, tanto l'obiettivo number one è portare a casa la qualificazione alla Champions. Perché il mio, proprio anch'io come abilità sono incentrato sulla valorizzazione dei giovani, quindi accettabile. Perfetto, madonna, sconvolto. E comunque abbiamo l'altro, insomma abbiamo Aranguiz che non è male assolutamente come giocatore, insomma, 28 anni, ormai insomma, è forte, dai. Sono i miei osservatori ma non sono stellari, però
Non è certo un cattivo giocatore. Allora adesso un terzino destro, ragazzi, un fottutissimo terzino destro. Magari Conte. Zabaleta, Bruno Perez, solo che c'ha per carità come riserva non è neanche male. Widmer quanto costa? 9 milioni. Se mi fanno un prezzaccio Widmer potrei portarlo a casa. Fortunato fino al 15, vabbè, non è un problema insomma. 2,5. Vabbè, non posso dargli meno di quello che vale perché giustamente dice ma che cazzo di offerta è? Allora, 3,5 che c'è palle. Tanto questi qua, ripeto, sono cazzi loro. Ok. Questo può essere un colpo buono, ma questo si... Eccolo, beh, Marusic me lo prenderei iper volentieri, Marusic. Ok. Praticamente saccheggio i terzini della Lazio. Poi sarebbe il sogno Barella, ma la vedo un po' dura Barella. Eccolo Tirchio come sempre, vuole i miliardi di euro. Sia giù, madonna, Tirchio show. Marusic può diventare anche un titolare, eh? Beh, Koric, mettiamo... no dai, se vuole turnover, 2,20, hanno entrato tutti nel mesmo... Perfetto. Sì, 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 ok. Widmer non vuole venire e Marusic non vuole venire. Puttana miseria, riesco a prendere un terzino a destra. Abate. Compro Abate. Madonna Calabria. Per carità di Dio. Vai, ci penso un attimo. Arriva anche Ante Koric. Perfetto. Manca solo un terzino destro. Speriamo bene. Anche Tete non vuole venire. Forse ce la facciamo. Arriva sto giovanissimo Vitigno. Mi rischio una riserva così e vaffanculo. Sapete che io amo i giovani. Bonus alla firma 500 perché io vorrei sinceramente 23 luglio, sì, giusto. Perfetto, benissimo. Benissimo, dai che possiamo, Vitinio arriva. Accetta. Ottimo. Mercato finito. Già abbiamo tanti giovani, il rischio chiaramente c'è, però sono abbastanza tranquillo comunque. Scusa? Domenica 23 luglio 17. Ok ragazzi, mercato finito. Inizia la stagione in Coppa di Germania contro il Paderborn. Questa è la squadra. Sono rimasti 2-3 milioni di euro, ma va bene, insomma, adesso dobbiamo qualificarci per forza nella Champions League, se no falliamo. E niente, la squadra è buona, però poi abbiamo due giocatori infortunati, abbiamo Jedval e Bender, la squadra comunque c'è. Intanto partiremo così, poi comunque penso che Arthur prenderà il posto di Aranguizza a mio parere, e poi insomma comunque ci saranno un buon turnover perché non possono comunque giocare sempre gli stessi. Diciamo che il punto debole secondo me è comunque la difesa, speriamo bene. Raga, sotto il comandone veneziano, mercato finito, mercato pittoresco, tanti giovani. E...
maggior parte comunque giocatori non proprio titolarissimi, a parte sicuramente Dolberg e Arthur. È una squadra comunque molto simile, se non uguale, all'Leverkusen, vero? E niente, un saluto da Comandante Graziano, ciao!